3. L'Italia spende troppo per le armi, spende troppo per le forze armate. In un momento di crisi così drammatica dobbiamo ridurre le spese militari e investire queste risorse nel lavoro e nelle misure contro la crisi. Spendiamo più di 25 miliardi ogni anno per i sistemi d'arma e per mantenere un sistema delle forze armate che è eccessivo, sovradimensionato rispetto alle esigenze. Si potrebbe ridurre tranquillamente il 20% della spesa militare e quindi avere 5-6 miliardi da investire appunto in un piano del lavoro capace di creare nuova occupazione e di investire questi soldi ad esempio per la messa in sicurezza delle scuole, per l'assetto idrogeologico del territorio. Ridurre le spese militari quindi è una priorità ed è quello che SEL chiederà durante la discussione della legge di stabilità, chiederà di ridurre le spese militari, presenteremo emendamenti durante la discussione della legge di stabilità per ridurre il bilancio della difesa e per dire ancora una volta per tutte che l'Italia non si può permettere di spendere anche 5-6 miliardi per gli F-35, ma deve assolutamente azzerare questo programma e investire questi soldi per quelle finalità che prima ricordavo, il lavoro, la scuola, il welfare. Con soli 2 F-35, cioè con una spesa di 250 milioni di euro, potremmo fare tantissime cose, potremmo mettere in sicurezza centinaia di scuole, potremmo garantire a tantissimi giovani la possibilità di fare il servizio civile e potremmo ad esempio finanziare il fondo per la non autosufficienza. Ecco, invece di spendere 250 milioni per fare 2 cacciabombardieri F-35 destiniamo 250 milioni per il fondo non autosufficienza che in questo momento è azzerato.